orribile che abbia visto in vita mia. Al di là delle classiche promesse, Monti ha messo l'IMU, adesso promette di togliere l'IMU, tutti al governo prometterebbero di fare grandissime cose, poi alla fine la grande difficoltà nostra sono le amministrazioni comunali, le amministrazioni locali, dalla provincia alla regione, che non riescono a far fronte da una parte alle spese, dall'altra a alleggerire il carico fiscale. Se noi riuscissimo a fare fronte comune per mantenere il 75% delle tasse che noi produciamo in questo territorio, sicuramente sarebbe una soluzione migliore per i nostri cittadini. Allora, il Partito Democratico potrebbe sposare questa richiesta, insomma, del 75% del gettito fiscale che resti sul territorio? Ma credo che il Nord, il famoso Nord, dopo 10 o 15 anni di queste assurdità, abbia anche visto cosa portano, no? Sono cose che si sono sentite da 15 anni. Dove hanno portato? Ma di che cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando, signori? Ma cosa stiamo dicendo? Siamo terreno di conquista. Qua arrivano, entrano nelle case, picchiano, rubano, portano via e qualcuno vuol farci credere che è perché hanno fame? Ma di cosa stiamo parlando? Ecco, è un discorso realistico questo, considerando poi che il PDL naturalmente dovrà cercare ed ottenere dei voti anche al centro-sud, a Roma e nelle regioni meridionali. Ma certo, perché si sposa e si è in continuità con quello che è il federalismo fiscale, che fino a un anno fa era nell'agenda e che poi è stato completamente dimenticato e scalzato dall'agenda di Monti. Questo era il nostro percorso condiviso anche dal PDL, si stava andando avanti in quello. Anche il PDL meridionale, io sono convinto che se voglia un'alleanza con la Lega e se voglia fare in modo che veramente le regioni anche del sud siano messe in grado di far crescere il loro territorio, devono sposare questa teoria. È un'assurdità totale. Totale. Però è molto popolare al nord, ma sarà anche molto nel popolare, ceto imprenditoriale. Ho capito, no? Ma dopo 15 anni di questa cosa bisogna certamente pagare le tasse in proporzione al reddito, in proporzione alla ricchezza, bisogna evitare gli sprechi, bisogna rafforzare un'autonomia sensata, non un federalismo pasticcione che non ci ha portato da nessuna parte, un'autonomia vera, sensata, che responsabilizzi, questo sì. Assolutamente, il Sud deve essere responsabilizzato, il Nord deve essere responsabilizzato, ma dire uno trattiene una cosa, l'altro trattiene l'altra, ognuno trattiene qualcosa, ma sta in piedi un paese in questo modo qui, ma non può stare in piedi. Questo paese sta andando a rotoli sotto questo aspetto qua. La giustizia in questo paese non c'è, non esiste. E mi rivolgo alla magistratura più che altro, perché alle forze dell'ordine bisognerebbe dare molto più spazio, più libertà d'azione, perché chi non teme, chi non delinque, non teme le forze dell'ordine. Tutto in generale. Guarda che da parte nostra, poi chiudo, nei confronti delle forze dell'ordine ci sarebbe l'apertura totale. Ci vuole un carabiniere ogni casa.